Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. È un inizio di settimana, anche se è martedì, perché ricordiamo finito il ponte pasquale, finito un periodo di zona rossa perché la fascia di colore con il rischio più alto si è conclusa ieri per il Veneto, questa notte. Da oggi siamo in zona arancione. Che cosa cambia? Lo vedremo fra poco. Grandi cambiamenti soprattutto per le scuole a partire da domani, negozi aperti, insomma un po' più di respiro. Alle 12:30 informazione di servizio, saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove il presidente Luca Zaia farà il punto della situazione legata all'emergenza coronavirus. Punto importante perché non parliamo con Zaia da qualche giorno, visto il blocco delle conferenze stampa nel periodo pasquale. Ci sono tantissime novità a partire dai vaccini, poi anche con le aperture e le nuove aperture che potrebbero arrivare con le zone gialle in anticipo già dal 20. Ipotesi, rumors, cose che arrivano un po' dalla politica, le chiariremo poi con Zaia. Adesso invece andiamo a sentire immediatamente la nostra redazione padovana con Valentina Visentin, che sta per seguire un'importante conferenza stampa di ambito sanitario, ma ci sono anche notizie di cronaca molto importanti. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Ferdinando, infatti stiamo aspettando di collegarci tra pochi minuti con l'azienda ospedaliera per fare il punto nel padovano dei dati sul Covid, ma anche sulle vaccinazioni, quindi nei TG di questa sera riusciremo a darvi qualche dettaglio in più sulla situazione padovana. Intanto, per quanto riguarda la cronaca, come giustamente dicevi, ci sono degli sviluppi sulla vicenda degli atti vandalici al cimitero dell'Arcella, perché la squadra mobile insomma sarebbe vicina all'individuazione del gruppo, della banda che ha devastato il cimitero dell'Arcella. Si tratta di una banda di ragazzini, tutti minorenni, 3 o 4 ragazzini che bazzicavano nel quartiere Arcella, nella zona che quindi conoscevano molto bene l'area, perché con ogni probabilità frequentavano la polisportiva che si trova proprio tra il Parco Milkovic e il cimitero. Polisportiva che è stata danneggiata pesantemente, perché dopo la devastazione al cimitero i vandali sono usciti, sono passati nella polisportiva, si sono lavati dal fango e dal sangue e hanno lasciato i rubinetti accesi. Quindi non solo telecamere di videosorveglianza, ma anche dati più importanti che li incastrerebbero, quindi è questione di ore e l'indagine insomma potrebbe concludersi. Abbiamo già realizzato un servizio in cui raccontiamo come insomma si sta svolgendo l'indagine per individuare i colpevoli. Valentina, ti interrompo per un'informazione. Allora, appena finito il collegamento vedremo il servizio che avete già preparato con la redazione di Padova per questa notizia. Parlavi di sangue, che questi ragazzini perché si sono feriti durante il raid, o Sì. c'è un altro motivo? Si presume di sì, perché in una delle croci che la scientifica ha repertato, una delle croci di metallo presentava delle tracce ematiche, quindi molto probabilmente nella foga della distruzione qualcuno potrebbe essersi ferito. Poi c'è da tenere in considerazione che c'erano tantissimi vetri sparsi dappertutto il cimitero, perché sono state frantumate le vetrate di molte cappelle, quindi è probabile che insomma qualcuno si sia ferito. È plausibile, sì. C'è però ancora cronaca da Padova che riguarda il weekend. Sì, c'è purtroppo da riportare una persona che è rimasta ustionata nel tentativo di spegnere un incendio che era divampato dalle braci del barbecue, che non erano state spente correttamente. Nella notte poi le fiamme hanno distrutto il garage, è caduto a Saonara. L'uomo, nel tentativo di spegnere le fiamme, si è ustionato e ora è in attesa di un intervento chirurgico in ospedale a Padova, mentre dovrebbero tenersi quasi sicuramente giovedì pomeriggio i funerali di Alessio, il ragazzo di 18 anni di Piombino Dese che è morto in uno schianto in moto sabato mattina.
Il ragazzo era residente a Piombino Dese, frequentava la scuola a Castelfranco Veneto, il liceo Giorgione. I suoi funerali quasi sicuramente giovedì appunto pomeriggio a Piombino Dese, il suo paese di residenza. Valentina, noi sappiamo che avete già in corso questa conferenza stampa, quindi vi lasciamo andare. Naturalmente, se ci saranno novità importanti anche dalla conferenza stampa, non esitate a contattarci o a segnalarcele con i sistemi che usiamo sempre, in modo da poter fare, che le diamo ai nostri telespettatori in diretta. Assolutamente. Grazie. Sì, buona giornata. Buon lavoro, buona giornata. Torniamo in studio. Questa era un'infarinatura di quello che sentiremo poi nei nostri telegiornali di questa sera, e quindi andiamo subito a vedere il servizio preparato dalla redazione padovana che riguarda l'aggiornamento delle indagini sugli atti vandalici al cimitero dell'Arcella. Minorenni, ragazzini, conosciuti che bazzicano il quartiere. La banda che la notte di sabato santo ha devastato il cimitero dell'Arcella avrebbe le ore contate. Le indagini della squadra mobile di Padova non si sono fermate in questi giorni di festa e i poliziotti, oltre ad alcuni fotogrammi delle telecamere di videosorveglianza scampate al RAID, hanno acquisito anche altri importanti elementi che incastrerebbero il gruppo di vandali. Sono 3, al massimo 4 ragazzi, adolescenti, tutti minorenni, frequentano la zona e conoscono bene l'area del parco Milkovic e della polisportiva, danneggiata dopo l'irruzione al cimitero e utilizzata dalla banda per ripulirsi del fango e del sangue. Per loro si prospettano accuse pesanti, danneggiamenti con l'aggravante dei delitti contro la pietà dei defunti e anche vilipendio di sepolcro. Le immagini del cimitero vandalizzato a Padova hanno scosso la comunità, lapidi spezzate, croci sradicate e sporche di sangue, i vetri delle cappelle sbriciolati sotto la furia dei colpi, i fiori strappati. Hanno calpestato senza pietà le tombe e i sentimenti dei familiari. Il sindaco di Padova in una nota chiede che i responsabili paghino non solo penalmente ma anche economicamente, risarcendo i danni. Anche le famiglie di questi ragazzi dovranno fare i conti e spiegare come mai i figli minorenni erano fuori casa, violando il coprifuoco imposto dalle norme anti-Covid nei giorni in cui si era in piena zona rossa. Questo è un argomento che sta agitando parecchio Padova per la gravità di quello che è successo, per la violenza portata proprio in un luogo sacro e caro a tantissime persone. Pare che ormai il cerchio si stia stringendo attorno agli autori del raid vandalico. È plausibile che entro poco tempo si possa sapere chi sono. Ovviamente, trattandosi di minori, non verranno dati informazioni che possano far risalire alla loro identità, però almeno si cercherà di capire che cosa è successo, come è successo e soprattutto come possono le famiglie aver lasciato questi ragazzini durante il coprifuoco uscire di notte a fare tutti questi danni. Una vicenda che resterà nella memoria di padovani per lungo tempo. E ancora Padova, ancora cronaca con una persona che si è ostinata, come ci aveva annunciato Valentina Visentin per il servizio che stiamo per vedere, cercando di spegnere un rogo originato dal barbecue. Fiamme e paura nella notte di Pasqua a Saunara, in via Firenze. Un uomo di 47 anni è rimasto ferito nel tentativo di spegnere il rogo divampato all'interno del suo garage. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme in pochi minuti hanno coinvolto e distrutto uno scooter, della legna depositata vicino al muro, 2 contatori del gas metano e altro materiale. Il padrone di casa, nel tentativo di spegnere le fiamme, si è ustionato una mano ed ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Padova in attesa di essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Con ogni probabilità l'incendio è stato innescato dal braciere del barbecue utilizzato il giorno prima e poi lasciato vicino alla legna. Forse le braci non erano ancora spente e si sono ravvivate bruciando in pochi minuti il materiale depositato nel garage. Allora, anche su questa vicenda poi saremo più precisi per lo stato di salute della persona ustionata, magari nei nostri telegiornali di questa sera. Allora, dicevamo giusto prima di andare in pubblicità, siamo tornati in zona arancione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che le scuole da domani riaprono, o almeno in parte, perché fino alla terza media i ragazzi saranno in classe, poi le superiori in aula fra il 50 e il 75%, il resto in
nella cosiddetta DAD, didattica a distanza, e questa situazione viene poi organizzata a seconda delle aree, a seconda delle scuole, potrebbe essere con una settimana in classe, una settimana a casa, oppure 2 giorni alla volta. Questo poi ognuno si gestisce, però insomma anche quei piccoli disagi che erano stati riscontrati dalle famiglie durante le ultime settimane, con i ragazzi a casa, genitori in congedo e tutto quello che è legato alla didattica a distanza, con computer, wifi e connessioni a volte difficoltose, potrebbe sfumare finalmente verso una normalità. Si spera, visto che siamo ad aprile e restano un paio di mesi, 2 mesi e mezzo di scuola davanti, che questo debba essere poi definitivo, di non dover tornare nuovamente a vedere quello che abbiamo visto in molte famiglie solo fino all'altro ieri praticamente. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo, ci colleghiamo con Vicenza per le ultime novità dall'area iberica. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo anche oggi in onda in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Notizia di servizio, saremo collegati con la sede della Protezione Civile a Marghera alle 12:30 per la conferenza stampa quotidiana del presidente Luca Zaia. Tanti temi all'ordine del giorno, a partire dalla campagna vaccinale, di cui vedremo i dati poi, perché insomma c'è stato un po' di rallentamento sotto Pasqua, dosi che arrivano, non arrivano, e bisognerà marciare più speditamente, ovviamente con tutte quelle che sono le conseguenze della mancata consegna da parte dei produttori di quelle che sono le dosi in Veneto. Allora, andiamo a vedere adesso un'operazione della Guardia di Finanza di Vicenza, di cui abbiamo già le immagini che possiamo farvi vedere grazie alla regia di Cristiano Facca. Quello che state vedendo è un dispositivo che la Finanza ha scoperto nell'auto di un 49enne residente al sud, che è stato fermato per un banalissimo controllo a Pianezze nel Bassanese. L'uomo si è mostrato subito un po' nervoso, le autocertificazioni che ha fatto vedere ai finanzieri si contraddicevano, insomma c'erano un po' di cose che hanno lasciato perplessi. Le fiamme gialle, sono scattati i controlli e la macchina è stata portata in comando per le verifiche del caso, e è stato scoperto che c'era un meccanismo che poteva far alzare, come vedete, il sedile posteriore, dove erano nascosti dei pacchetti di plastica. Adesso vedremo nel seguito di questo video che cosa c'era all'interno dei pacchetti, perché sono stati trovati occultati 368.000 euro, quindi una cifra di denaro davvero consistente. La persona fermata non ha saputo spiegare, o voluto spiegare, questo non possiamo saperlo, dove fossero diretti quei soldi, a cosa servissero. Erano banconote di vario taglio, quindi facilmente poi utilizzabili in qualsiasi momento, e oltretutto si è scoperto anche che il conducente fermato non presentava la dichiarazione dei redditi dal 2013, quindi sono partite tutte le indagini del caso che sono ancora in corso, e per ora è stato denunciato il 49enne per ricettazione. Queste erano le immagini, abbiamo visto una cosa abbastanza inusuale, insomma si cerca di capire ora a cosa potessero servire quei soldi, dove fossero destinati, se si tratta di riciclaggio, se si tratta di questo non possiamo saperlo, la Finanza indaga, ce lo faranno sapere quanto prima. Poi altri dettagli li vediamo nel TG Bassano di questa sera. Allora, cominciamo a parlare di vaccini, di campagna vaccinale, e andiamo a vedere a Bassano che cosa è successo, perché sembrava che fosse tutto pronto per trasferire la campagna dal Palangarano, dove è stata condotta fino adesso, al Pala 2, ovvero un palazzetto dello sport un po' più comodo per alcune situazioni logistiche. Invece tutto è stato bloccato, vediamo perché. Dopo Pasqua si va al Pala 2 per le vaccinazioni. Vi ricordate, questo era stato l'annuncio che era stato dato qualche giorno fa durante le fasi concitate della campagna vaccinale al Palangarano. Ebbene, al Pala 2 non ci si andrà.
pare che ci siano problemi logistici e strutturali, tecnici molto importanti che impedirebbero il passaggio della campagna vaccinale in questa sede che vedete alle mie spalle. Questo crea un grave problema perché il Palangarano ormai ha dimostrato di avere dei limiti che non sono superabili allo stato attuale delle cose, quindi bisognerà assolutamente trovare un'altra sede e in tempi molto rapidi perché il passaggio al Pala 2 era definito come improrogabile. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, soprattutto ora che la campagna vaccinale nell'ULSS 7 Pedemontana ha preso il ritmo giusto. Nella giornata odierna, dopo la sospensione pasquale, sono state somministrate 300 dosi, di cui 150 al Palangarano. Si tratta di dosi Pfizer che rappresentano la seconda inoculazione per pazienti anziani. Nelle prossime ore la campagna ripartirà sempre con poche centinaia di dosi Pfizer da somministrare a persone anziane. Una delle limitazioni più importanti per questa struttura, che poi avrebbe tutte le caratteristiche per ospitare una campagna vaccinale, è proprio questa rampa di scale che impedirebbe a molti anziani di accedere tranquillamente all'interno. A conti fatti, quindi, in questa struttura non vedremo la campagna vaccinale attualmente in corso e sono molte le voci che si rincorrono per chiedere all'amministrazione e all'ULSS 7 Pedemontana di utilizzare la caserma Montegrappa. Legato a questo momento molto difficile per tantissimi comparti, ci sono le ricadute estremamente negative per il turismo in genere, in particolare per il turismo della montagna. La montagna vicentina ha sofferto lo stop, lo sappiamo, alla stagione sciistica poche ore prima dell'attivazione, dell'avvio della stagione, che sarebbe durata pochi giorni e avrebbe portato almeno qualcosa. Invece il governo ha detto di no e quindi c'è stato un terremoto che ha creato parecchi problemi e abbiamo parlato con i sindaci dell'Altopiano, ci dicono che praticamente siamo al punto zero, da qui si può solo ripartire. Presente difficile, futuro più roseo. L'Altopiano stringe i denti per questa Pasqua di limitazioni e guarda all'estate come trampolino di rilancio per l'economia turistica e non solo. Questa Pasqua si sta vivendo purtroppo molto molto male perché dopo un anno siamo tornati al punto zero. È stata un po' all'insegna di quello che è una catastrofe economica perché oltre al danno anche la beffa, non arrivano i ristori, quei pochi che arrivano sono veramente molto scarsi e quindi la situazione qui in Altopiano e per il turismo di tutto l'Altopiano è veramente inguardabile, è veramente insostenibile. L'obiettivo è quello di salvare perlomeno la stagione estiva. Sì, a questo punto la Pasqua ormai è passata, è stata appunto, quindi guardiamo in un orizzonte che guarda giugno, luglio, agosto per poter almeno garantire a tutti i nostri operatori economici, all'occupazione che deriva appunto dal turismo, dalle forme di turismo, appunto un'economia che possa rinascere in qualche modo. Ci aspettiamo e contiamo che per giugno si possa avere un libera tutti, fra virgolette, in maniera tale da poter riaccendere, riaprire i nostri locali, riaprire i nostri alberghi e poter rivedere ed ospitare molti turisti. In queste situazioni complicate arriva anche qualche buona notizia che riguarda, come spesso succede, le penne nere. Amici miei, sempre pronti a dar la mano, da vicino e da lontano, questi sono gli amici miei. Giornate pasquali in compagnia degli alpini e dei loro canti, tra inni e incoraggiamenti di speranza e solidarietà. In questo periodo di Pasqua stiamo portando il nostro servizio presso il centro vaccinazioni di Villorba, quindi c'è l'organizzazione dei nostri uomini per dare il supporto al servizio di vaccinazione. Il gruppo Alpini Città di Treviso della sezione ANA di Treviso sempre a fianco della gente e delle sue richieste. Noi come sezione abbiamo donato all'ULSS 500 colombe che sono state devolute a tutti quanti quelli che hanno fatto il servizio in ospedale. Inoltre anche il nostro gruppo Alpini qua di Gruppo Città di Treviso, in collaborazione con l'ADAR, lei ha visto un uovo di Pasqua all'interno, abbiamo donato una cifra anche all'ADAR. Viva gli alpini sono partiti, mostrano la forza ed il coraggio della nostra gioventù. Allora,
Parlavamo prima di possibilità che ritornano in auge con la zona arancione che è ripartita da oggi. Ricordiamo, negozi aperti e quindi le categorie merceologiche praticamente sono tutte riattivate. Questo significa che qualunque negozio può restare aperto, però nelle giornate festive e prefestive, lo ricordiamo, sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Fanno eccezione come sempre farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie, titorie, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli, florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. Quindi si torna a una quasi normalità, però nei fine settimana i negozi all'interno dei centri commerciali e nei mercati quindi possono lavorare solo quelle categorie d'emergenza, diciamo. Questo non renderà contenti molti ambulanti, perché i mercati del sabato e anche della domenica, insomma ce ne sono alcuni, sono sempre molto molto importanti. Bar e ristoranti non cambia moltissimo per le attività di questo genere, perché è sempre vietato consumare cibi e bevande all'interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie, gelaterie e nelle loro adiacenze. In pratica è ammessa la sola attività di ristorazione da sport oppure la consegna a casa. Tra le 5 del mattino e le 10 di sera è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande organizzata in questo modo, dalle 5:18 senza restrizioni, quindi come abbiamo detto prima alle 18:22, vietati i soggetti che hanno come attività principale quella di bar senza cucina, quindi non cambia poi moltissimo rispetto alla zona rossa. Adesso facciamo noi una brevissima pausa pubblicitaria. Fra 5 minuti inizia la conferenza stampa di Luca Zaia, quindi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Noi siamo già collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove il Presidente Luca Zaia arriverà fra poco per fare il punto della situazione legata all'emergenza coronavirus. Tanti temi all'ordine del giorno, a partire dalla campagna vaccinale di cui vediamo fra poco i dati, poi di sicuro il ritorno in zona arancione e la possibilità ventilata proprio nelle ultime ore di poter attivare delle zone gialle non più dopo la fine del mese di aprile come si era detto, ma addirittura già dal 20, quindi fra un paio di settimane, naturalmente con tutte le condizioni possibili e forse anche con una rilettura e rielaborazione di quelli che sono i dati che arrivano dalle regioni, quindi magari con un innalzamento della soglia o una revisione dell'RCT. Sicuramente ne parlerà Zaia perché è un tema molto sentito, ormai già il passaggio da rosso in arancione, di cui siamo testimoni oggi, è importante, un ulteriore allargamento delle possibilità in zona gialla sarebbe molto molto importante, soprattutto per le categorie economiche che stanno soffrendo moltissimo. Allora, come sempre noi andiamo a vedere i dati. Gli ultimi dati disponibili quindi sono quelli di ieri sera alle 17, probabilmente, però diciamo probabilmente, si tratta di dati che soffrono un po' di quelli che sono i rallentamenti delle operazioni legate ai tamponi che accadono con le feste nei fine settimana. C'è stato il ponte pasquale, è plausibile pensare che siano stati fatti meno tamponi, però hanno dato questo risultato che vediamo assieme. Allora, 37.325 i positivi presenti a ieri sera in Veneto, un buon dato, una buona informazione perché stanno scendendo i numeri in modo sempre più deciso. 185 è il totale dei nuovi casi positivi nel pomeriggio, per un totale dall'inizio dell'emergenza coronavirus di 389.620 casi. Sono da segnalare 341.529 guariti e purtroppo vanno messi in conto in quella dolorosa tabella che tutti conosciamo anche i decessi. Sono 10.766 dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Scendiamo nella seconda parte della tabella, che è altrettanto importante, che ci dice che in questo momento abbiamo 1.956 persone ricoverate in area non critica, di cui 1.697 ancora positive e 259 che si sono negativizzate. 305 in terapia intensiva, di cui 286 ancora positive e 19 negativizzate. La differenza con la rilevazione precedente è di 18 ricoverati più in area non critica, una terapia intensiva in meno, quindi in pratica il bilancio è stabile, e
10 decessi e qui invece abbiamo ancora l'abbrivio del periodo precedente. Torniamo in studio, ma solo per andare a vedere un'altra tabella, che è quella dei vaccini, ed è molto importante che questa tabella, perché ci fa vedere che cosa sta succedendo con la campagna vaccinale. Allora, andiamo a vedere insieme, poi se arriva Zaia torniamo immediatamente in collegamento. Sono 1.003.679 le dosi somministrate in Veneto dall'inizio della campagna vaccinale, ovvero l'88,3% delle dosi a disposizione fornite alla nostra regione. Il totale delle prime dosi è di 723.868, che va a coprire il 14,8% della popolazione. Qui siamo un po' indietro, ma si può far di meglio. Di tutto questo parlerà sicuramente il governatore Zaia. Vi lasciamo al Presidente. Buongiorno. Io sarei pronto per il bollettino. Siamo giusti? Allora, tamponi molecolari 4.635.856, test rapidi 3.929.163. In totale sono 8.565.019, 8.565.019 tamponi. Stiamo avviando verso i 10 milioni. Allora, i positivi nelle ultime 24 ore sono 507. Su 9.888 tamponi sono il 5,13% di incidenza. Il numero di positivi dal 21 febbraio è 389.942. I positivi di oggi sono 36.986. Come vedete si cala, perché eravamo a 39.000 venerdì santo, venerdì prima di Pasqua. C'è un calo di positivi in quarantena. Ricordo sempre, a beneficio magari di chi si fosse perso questa descrizione, che di solito i dati sono questi: il 50% dei positivi non ha sintomi, quindi 18.000 più o meno, sono 18.500, non hanno sintomi. Gli altri 18.500, l'altro 50% ha sintomi. Quanti non possono venire curati a casa? Lo diciamo perché spesso sembra che ci sia qualcuno che accarezzi l'idea di pensare che si possa far tutto senza l'ospedale. Il 5% purtroppo dei positivi sintomatici ha bisogno di cure intensive, e quindi infatti noi abbiamo 2.287 persone ricoverate in ospedale, più 50 pazienti. Come si articolano questi 2.287? Più 37 in area non critica, sono 1.972 pazienti ricoverati in area non critica, e 315 in terapia intensiva, più 13. Se sommiamo la terapia intensiva Covid a quella non Covid, vediamo che il totale dei pazienti ricoverati, vedete, sono 2,64 più 3,15, 3 più 2, 5, 3 sono 579. Prego? 579 persone in terapia intensiva. Totale dei morti 10.770 più 15 purtroppo, e totale dei dimessi dall'ospedale ad oggi sono quasi 18.500. Allora, due ragionamenti. Il primo, che da oggi è giornata arancione. Come dico sempre io, non è un gioco a premi, no? Non è che abbiamo vinto qualcosa. Abbiamo avuto due dati che, seppur diciamo ai limiti in zona Cesarini, sia per l'incidenza che per l'R con T,
avevamo avuto 2 dati la scorsa settimana in calo sotto i parametri da zona rossa, di poco, soprattutto l'incidenza, ma siamo sotto. Per dire, il Friuli Venezia Giulia, noi avevamo 1,18 di RCT, 1,12, Friuli Venezia Giulia è sotto l'1, però è ancora in rosso perché ha l'incidenza sopra i 2,50. Noi invece avevamo un po' di meno sia sull'incidenza che sull'RCT della soglia stabilita. 2,27 noi avevamo. Allora, cosa voglio dirvi? Voglio dire una cosa che, e continuo a ribadirlo, la responsabilità gradualmente passa in capo a noi, no? Meno restrizioni, più responsabilità individuale. L'invito a tutti i cittadini non trascurare questa fase, perché bisogna, come si può dire, non si può essere né negativi né positivi, bisogna essere obiettivi quando si parla di cose così serie come il coronavirus. Noi abbiamo 315 persone in terapia intensiva, 315 persone sono sostanzialmente in linea quasi con quelle della prima ondata di marzo, non sono poche, per carità, siamo più performanti nel curarle, abbiamo cure e protocolli diversi rispetto a marzo dell'anno scorso, siamo comunque oggi con un modello di terapia intensiva che non è più quello di marzo dell'anno scorso. Cioè, vi ricordo che se fossimo a marzo dell'anno scorso noi lasceremmo a piedi almeno 100 persone, non riusciremo a ricoverarle, 150 persone in questo momento in terapia intensiva, per dire che ci siamo. Però il virus c'è, perché quando tu hai ancora la presenza del virus e di persone che sono costrette a recarsi ai centri tampone per fare il tampone e troviamo positivi, abbiamo 36.000, quasi 37.000 persone isolate in casa, vuol dire che il virus c'è. Quindi il mio appello è di non abbassare la guardia, ne veniamo fuori, questo poco ma sicuro, e sono convinto che ancora non è, come si può dire, non si è imboccata la via della discesa nelle curve, perché lo si vede, c'è questa altalena, 2 o 3 giorni con cali, poi c'è una ripresa. Adesso non guardiamo questo più 13 di oggi, che dopo 2 giorni di festa possono essere dati caricati, ovviamente è comprensibile, no? Cioè non è, prima si curano le persone, poi si caricano i dati. E però, insomma, io direi attenzione estrema. Sappiamo che l'età media del contagiato è 54 anni, questo ci dice che abbiamo abbassato l'età media perché avendo vaccinato ovviamente gli anziani delle RSA per primi, avendo vaccinato classi di età diciamo in su, no? Gli over 80, significa che il virus li trova meno ospiti da aggredire, da colonizzare, e quindi è inevitabile che adesso la nostra fascia target sia quella della mia età, no? Cioè l'età media è quella dei 50-54, io non ne ho 54, insomma l'età media. Ovviamente ci sono anche i sessantenni, gli over 60, c'è ancora qualche anziano over, però attenzione che il virus non lascia scampo. Ripeto, su 100 positivi 50 gli vada Dio, non sapranno mai di essere positivi perché non faranno sintomi, l'altro 50% avrà sintomi, e su 100 positivi almeno il 5-7%, dati internazionali che guarda caso noi li ritroviamo nelle nostre condizioni, 5-7% di quei 100, cioè 5-7 persone, andranno in ospedale per cure intensive che vanno da malattie infettive, pneumologie, casco, flussi di ossigeno fino alla terapia intensiva. Ringrazio tutti gli operatori che stanno subendo anche in questa fase un forte stress, perché comunque è uno stress sanitario nelle cure al quale si aggiunge quello delle vaccinazioni. Le vaccinazioni rappresentano la luce importante che vediamo in fondo al tunnel. Lo dico oggi dopo Pasqua e Pasquetta ai cittadini, dico che noi non abbiamo più quei focolai che conoscevamo delle case di riposo, ma soprattutto voglio ricordarvi che non conosciamo la parola focolaio nelle attività, nelle strutture sanitarie. Vi ricordate a dicembre, non solo in Veneto, in tutta Italia quanti focolai ci furono negli ospedali? Questo perché? Perché abbiamo vaccinato, si continua a vaccinare, ormai siamo intorno al 1 milione di dosi, insomma siamo appena sotto il 1 milione di dosi. Abbiamo superato il 1 milione di dosi, abbiamo
oggi circa 150.000, più o meno 140.000, scusatemi, sulle 140.000 dosi a disposizione stamattina per le vaccinazioni. Abbiamo avuto ovviamente una flessione nel periodo pasquale che è ragionevole, considerate che Pfizer non c'era più, tanto per dirne una, no? Pfizer siamo arrivati a 0, cioè già domenica era 0. E adesso abbiamo tanto AstraZeneca e possiamo anche dare i numeri di oggi, quanti ne abbiamo, così avete uno spaccato di quanti ne abbiamo. Grazie. Allora, noi abbiamo, c'è un bel dato se vi interessa nella tabella, ma questo è proprio il segno che siamo veneti. Vedete, Pfizer c'è scritto meno 6.000 dosi. Uno dice, ma cosa è successo? Perché abbiamo qualche d'uno che è bravo e che lo fa fino in fondo, che riesce a tirare fuori la settima dose della boccetta. E allora a noi viene fuori il dato negativo, no? Perché sembra quasi che noi abbiamo fatto più dosi di quelle che avevamo, partendo dal presupposto che sono 6 dosi. Se tu peschi da alcune boccette la settima dose, cosa succede? Che il nostro software dice, scusa, qui avete somministrato vaccini che non avevate, e quindi si dà meno 6.000. Quindi sono 6.000 dosi guadagnate da questa saper fare. Come su altri flaconi si pesca anche all'11ª dose. Allora voglio dirvi solo che abbiamo 39.547 Moderna, 39.547 e 99.429 AstraZeneca. In totale stamattina all'apertura dei cancelli, per dire, avevamo 132.371 dosi, cioè sommate i due fa 132.371. E arriveranno in settimana ovviamente altre forniture. Oggi avete capito che Pfizer non ne abbiamo, quindi anche qui un'ulteriore frenata per gli over 80, per le comorbidità, per i fragili, per le disabilità, perché anche lì si sta presto a guardare i numeri, bisogna sapere anche da dove partiamo. E considerate che noi Pfizer non è che l'abbiamo dedicato a chi non aveva titolo, per cui abbiamo anche questa difficoltà, cioè il vaccino non ce n'è a sufficienza per la nostra capacità di vaccinare. Si va avanti, adesso domani mattina avremo una riunione importante con i direttori, ho chiesto che ci fosse, so che l'assessore l'ha convocata, una riunione alla quale vogliamo partecipare anche noi, e per ancora portare alcune idee ancora più performanti nella vaccinazione. Considerate che noi abbiamo adesso mediamente ogni settimana 150.000 dosi di vaccino fino a fine aprile. Se ne arrivasse di più vaccineremo con molta più rapidità, però insomma è verosimile che si chiuda velocemente il giro degli over 80. Abbiamo tra over 80 e fragili e disabili, abbiamo circa 400.000 persone da vaccinare, ma lo possiamo fare velocemente, se arrivano vaccini, con la nostra capacità di vaccinazione ce la facciamo. Non ho altro da aggiungere se non dirvi che domani c'è una bella apertura. Ringrazio il direttore Contatto, perché dopo tante diciamo, discussioni in senso positivo, domani apre all'Expo Venice, apre il nuovo centro vaccinazioni e abbiamo, ciao Marco, e abbiamo dato, grazie, e abbiamo dato un target importante, perché lì basta metterci linee vaccinali e quello diventerà un punto di riferimento per il veneziano. Domani mattina apre, si parte, domani mercoledì 7 aprile si inizia con le vaccinazioni. Altre notizie non ce ne sono, e passerei la parola alle domande, prego. Parisi, Cosatto, Lanzani. Sì, ho evitato di dirvi l'apertura delle scuole, ma diciamolo ai cittadini e ai genitori, oggi si potevano già aprire i nido e gli 0-6. Per quanto riguarda invece le scuole dell'obbligo, si va direttamente da domani, e quindi sono aperte le elementari, le medie, e le superiori sono aperte al 50%, solo le superiori al 50% in presenza, quindi si fa la DAD al 50%, quindi saranno dei giorni in classe e dei giorni a casa in didattica a distanza.
Parisi, prego. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Ben ritrovate dopo Pasqua. Dunque, per quanto attiene appunto alle scuole, domani il rientro con la didattica al 50% e oggi con i bambini, gli alunni del materne nido. Di quanta popolazione scolastica, di quanti studenti e bambini stiamo parlando e su un totale di quanti? Questa è la prima domanda. E poi cosa prevede il piano trasporti? Se è stato potenziato per il trasporto pubblico locale e in che misura? E per quanto attiene sempre alle scuole, facendo un passo indietro, a quanto ammonta il personale scolastico che è stato vaccinato, se si può sapere questo dato o quando è possibile saperlo, per cortesia? Ma guardate, se rispetto al personale scolastico abbiamo anche, se lo vediamo nella tabella, vediamo la percentuale esatta. Sì, io mi ricordo appunto 68, una roba del genere. E allora il vicepresidente De Berti ha programmato con le aziende i trasporti per il 50% di DAD, che noi abbiamo fatto anche collaudato. Vi ricordo che con l'apertura di febbraio delle scuole noi siamo partiti subito con i trasporti, con la DAD al 50%. È previsto dal decreto, vorrei ricordare, magari se qualcuno, anche per evitare che qualcuno perda tempo a scrivere robe che poi non stanno in cielo intera, vi ricordo che c'è una legge nazionale che prevede questo, che le superiori in area arancione siano, in zona rossa non si aprono, in area arancione si aprono con la DAD dal 50 al 75%, in via prudenziale, come si fa sempre, si parte col 50%. Per quanto riguarda il contingente totale, posso dire che il dato totale di tutte le nostre scuole a regime è di 700.000 persone con gli operatori. Considerate che di fatto la giornata in cui sono tutti in presenza è da 700.000 persone. E invece dicevamo il personale scolastico vaccinato 68%, 70%? 60%. 60%, sì. Perché mancano ancora certamente... 40%. Sì, ma come mai non hanno ancora aderito? Perché Mandrake non esiste. Perché fanno parte di quella... No, nel senso che si è pianificato, si è fatto, abbiamo avuto un sacco di abbandoni, ricordiamo anche questo, che c'è stata una fase nella quale potevamo vaccinare perché avevamo la possibilità di vaccinare, soprattutto pensate quando si utilizzava il AstraZeneca con under 55, cioè sotto i 55 e sotto i 65, era ideale per il mondo della scuola, e furono le settimane degli abbandoni e adesso abbiamo un momento da recuperare, però obiettivamente abbiamo gli over 80 da chiudere e dobbiamo chiudere gli over 80, non si discute su questo. Gli over 80, i fragili, i disabili eccetera, penso che ci sia tutta la comunità d'accordo sul fatto che ci sono delle priorità. In questa fase penso che sia fondamentale mettere in sicurezza un disabile, una persona fragile che ha comorbidità, un immunodepresso o altro. Quindi Presidente, per la parte, ferme restando queste premesse, per la parte restante del personale che si farà certo, una lista al pari del personale sanitario, sì, con le stesse con lo stesso principio? Sì, assolutamente sì. Ovviamente capite che noi, avendo poca disponibilità di vaccini, dobbiamo puntare agli over 80 e ai cittadini fragili, a disabilità, e parallelamente anche agli insegnanti, ma quelli sono i vaccini. Sì, perché non ci sono insegnanti che non intendono vaccinarsi. Ci saranno, magari non lo sappiamo. Vabbè, non ci resta che attendere a questo punto. Esatto. Grazie. Prego. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Prima di tutto, a proposito dei focolai sventati nelle case di riposo e nella sanità, arriva una segnalazione invece di un focolaio in una casa di riposo di San Donà da parte di alcuni familiari. Poi potremo fornire gli estremi. A noi non hanno segnalato nulla. E con una certa sorpresa, perché dicono ma le visite non ci sono, il personale e gli ospiti sono vaccinati, non si capisce, sarebbero più casi comunque. Sarà interessante verificarlo per capire quanti magari anche farci un focus, no? Capire quanti erano i vaccinati tra gli operatori e tra gli ospiti e vedere quanti sono infettati. Sì, appunto. E, invece
un'altra domanda, mi scusi. Un'altra domanda riguarda le possibili aperture dopo il 20. C'è stata una interlocuzione tra i presidenti delle regioni e il governo, se ne è parlato sui giornali e mi interessava sapere insomma quali sono le ipotesi, quali sono le vostre richieste, se ci sono delle prospettive. No, nel senso che vorrei ricordare innanzitutto che il decreto che ha fatto questo governo, prevede zona rossa, zona arancione fino al 30 di aprile, senza alcun'altra variazione, nel senso che in base ai parametri o sei in rosso o sei in arancione. Dall'altro prevede anche un varco nel decreto in cui si dice: qualora le condizioni sanitarie epidemiologiche, ecco, passatemi questa descrizione, fossero tali per cui si possa pensare a reintrodurre ulteriori zone, quindi ulteriori, diciamo, allargamenti e quindi sparizione di restrizioni, lo si farà. Immagino che la discussione sarà in questi termini. Allora, io personalmente sono convinto di una cosa, che il modello a 21 parametri, premessa fondamentale, bisogna essere obiettivi nel guardare i dati e riconoscere che c'è il virus e che c'è pressione ospedaliera. Qui non si può negare l'evidenza. Dall'altro è vero che se da un lato c'è una pressione sanitaria che gestiamo, dall'altro è altrettanto vero che c'è un problema economico, ce n'è uno sociale e uno psicologico nei cittadini. È innegabile tutto questo, no? Tutto ciò premesso, penso che il modello che ci valuta oggi, che è quello dei 21 parametri, diventi giorno dopo giorno sempre più inattuale e anacronistico, perché è un modello costruito in un momento epidemiologico e di infezione in cui, ad esempio, pensate, non esisteva una diagnostica aggressiva come quella che riusciamo a fare oggi, non esisteva un sistema di cure come quello che riusciamo a fare oggi, sia a livello domiciliare che a livello ospedaliero, ma soprattutto non esisteva il vaccino quando è stato scritto, cioè l'effetto del vaccino, che non è un effetto irrilevante, cioè voi dovete pensare che se è vero che per l'estate comunque la parte di popolazione più a rischio, che è quella degli over 65, over 70, sarà vaccinata, capite che un modello con i 21 parametri si sposa poco con uno scenario che è uno scenario nuovo, che è quello delle vaccinazioni. Quindi so che stanno lavorando, la dottoressa Russo fra l'altro è il punto di riferimento anche di questo gruppo di lavoro nazionale, però io spero e auspico che lo facciano velocemente, io l'ho detto in più occasioni, cioè oggi bisogna rivedere il modello, ma questo non perché va di moda dire che bisogna aprire, perché il modello davanti a questa mole di vaccinazioni va comunque dal punto di vista scientifico rivisto, perché rischiamo di correre dietro dei parametri che non hanno più senso di esistere o di essere valutati se è vero che chi è vaccinato non si infetta, perché se io ho un parametro, l'R con T, un significato ce l'ha con i cittadini senza vaccino, un altro significato ce l'ha se la popolazione è vaccinata, lo capite da soli, no? Quindi questo è il primo aspetto. Dopodiché noi avremo questa riunione giovedì con il Presidente del Consiglio. Immagino si parli di recovery fund e si parli anche di prospettive per la crescita e per l'economia. Ad oggi non c'è una richiesta diciamo, che si è formata. I governatori si incontreranno prima per fare un punto, diciamo, della situazione. Dico semplicemente che ci vorrà il buon senso di saper dosare, diciamo, la voglia che abbiamo tutti di aprire con quella che è di preservare la salute, diciamo, dei nostri cittadini. Penso che la verità stia nel mezzo, non stia né dalla parte del liberi tutti, ma tantomeno dalla parte di chi dice che bisogna restare chiusi tutti. Insomma, penso che comunque ci voglia una gradualità. Ecco, iniziare con una gradualità sì, e lo avete visto che già passando da rosso a arancione, che non è che possiamo fare i salti di gioia, se siamo ancora chiusi nei confini comunali, vorrei ricordare, abbiamo ancora i ristoranti e i bar chiusi, eccetera, però abbiamo già iniziato un percorso, no? Se fra una settimana arrivasse il giallo sarebbe un altro percorso, perché si aprono i bar, i ristoranti, si tolgono i confini comunali e così via. Però i cittadini devono sempre aver fissa una roba, bisogna vivere in sicurezza.
Quindi portare mascherina, lavarsi le mani, igienizzazione delle mani e distanza. Quindi oggi non c'è una proposta nello specifico. Filippo, lei come si immagina l'estate? Libera? Io non sono uno scienziato, gli scienziati sanno sempre tutto, quindi potranno dirci anche cosa accadrà fra 100 anni. Io dico che me l'immagino libera perché se mi danno vaccini ci metto insieme il combinato disposto della stagione che comunque ci darà una mano. Guardate, io ho sentito un sacco di dibattiti su queste robe, però ho visto che quando arriva il caldo questo virus si comporta un po' come il virus influenzale, no? Il professor Palucci ha detto che i raggi ultravioletti hanno comunque il loro effetto, ok. Dall'altro però l'estate per i veneti cosa sarà? Sarà, e penso anche per gli italiani, sarà il poter dire che fra 2 mesi, il 21 giugno è estate, giusto? Fra 2 mesi, 2 mesi abbondanti, noi se procediamo con i vaccini che abbiamo avremo 1,5 milioni di vaccini inoculati, in più di quelli di oggi. Se gli aggiungo a quelli di oggi sono 2,5 milioni di vaccini, giusto? Diviso 2 fa 1,2 milioni. Vuol dire che comunque già ho messo, se sono partito dall'alto dell'età e vengo in giù, sono partito dai 111 anni e vengo in giù, abbiamo un cittadino di 111 anni e vengo in giù, avrò sicuramente messo in sicurezza intanto coloro che se si prendono il virus rischiano tanto e dopodiché andremo avanti a procedere con queste vaccinazioni. Io penso anche che ci debba essere un nuovo rinascimento per l'economia, perché abbiamo sofferto troppo. Guardate che noi ci trasciniamo una tragedia che è iniziata nel 2008 con il crollo della Lehman Brothers, con le banche. Non è che parto distante, ma vi ricordo che noi abbiamo affrontato i problemi del sistema bancario internazionale, abbiamo vissuto crisi pesanti, pensate al 2009-2011, non c'era lockdown ma l'autostrada era vuota, forse qualcuno non se lo ricorda più che erano spariti i camion dall'autostrada. E poi avevamo iniziato un minimo a respirare e ci è arrivata sta ammazzata del coronavirus. Però adesso se abbiamo 209 miliardi e vengono investiti bene per aiutare imprese e occupazione, non per far comprare monopattini o altre monate del genere, ne veniamo fuori, ne dobbiamo venire fuori. Io incontro solo imprenditori che hanno voglia di fare, lavoratori che vogliono lavorare. Concludo. Lei pensa che le regioni avranno un ruolo in questo investimento da recovery? Guardi, le regioni sono solo le uniche realtà che sono in grado di mettere a terra, come si dice, gli investimenti. Perché comunque hanno i ferri in acqua, perché comunque hanno un rapporto col territorio che permette di vedere subito realizzate le opere. Se il governo ci mette una visione non medievale, centralista, ma rinascimentale, ovvero federalista, se ci mette la sburocratizzazione, ci mette elementi commissariali ad esempio, dico, dobbiamo fare il Policlinico Universitario di Padova, se si fa un ponte in 2 anni, lo possiamo fare un ospedale in 2 anni o no? O partiamo sempre dal presupposto che qualcuno deve rubare? Ormai abbiamo collaborazioni con ANAC, con la magistratura, con tutti, cioè io non vorrei che con la scusa del sempre, ma c'è sempre qualcuno che ruba, le robe non si fanno più. Io penso che il governo, se avrà visione, dovrà assolutamente avere le regioni come partner e bracci operativi. Se la gestione è una gestione centralista, allora sarà medievale. Ma immagino proprio di no. Vanzan, poi Moscati, Pettenò, Giacomuzzo, Radio Wellness, ho capito bene, e Pittarello. Buongiorno Presidente, ritornando Buongiorno. Sul tema vaccini, domani è prevista Pfizer l'arriva, la consegna? Domani è mercoledì, quando è? Doveva essere oggi di hanno solito. comunicato che è arrivato oggi, è arrivato 10 minuti fa. Quante, Assessora? In base al bollettino che avevo io, 125.000 mi sembra.
Quindi questa settimana arriva solo Pfizer, non arriva né Moderna né AstraZeneca, quindi sono arrivate, noi abbiamo previsioni solo di queste 125.000 di Pfizer. Perché non AstraZeneca oggi? Perché non arriva nulla di AstraZeneca questa settimana. Infatti delle 4 settimane io vi dico sempre 150.000 a settimana perché faccio la media con altre settimane che hanno più di 150.000. Mi sembra ce n'è una anche da 166.000 mi sembra ad aprile. Poi ritorno invece sul tema delle prenotazioni. Si sta verificando un problema un po' grave per quanto riguarda le categorie deboli, fragili, nel caso specifico disabili. 104. Allora, non si riesce a capire se sia un problema dell'INPS che ha, pare di sì, però è comunque da verificare, che ha fornito l'elenco delle persone che hanno diritto al vaccino. Le persone quando accedono al portale si ritrovano in questo elenco, quindi vedono di essere inserite il cieco, il paraplegico, eccetera, poi però il codice fiscale non viene riconosciuto. Forse, dicono, è perché l'inserimento dei codici fiscali è stato fatto da un determinato anno in su e quelli che invece sfortunatamente sono disabili da molto più tempo non vengono riconosciuti dal sistema. Questo però è un problema serio, nel senso che abbiamo categorie di persone fragili che non riescono ad accedere, ma non perché non possano, perché è il sistema che non lo consente. A questo si aggiungano, siamo ancora in fase di rodaggio, ma il numero verde ancora non funziona o si fa fatica ad avere risposte, le mail mandate alle ULS che saranno oberati di lavoro ma non rispondono. Avete presente questa situazione e la state affrontando? Prego. Sì, l'abbiamo ben presente, abbiamo scritto anche a tutti i medici di medicina generale ancora la settimana scorsa e credo che sarà in questi giorni farò anche un incontro perché noi dobbiamo avere assolutamente l'incrocio di alcuni dati con loro, visto che tipo c'è questa problematica per quanto riguarda 104 disabili oppure comunque anche quella legata dei minori disabili che comunque non compaiono perché sono sotto i 16 anni e quant'altro, quindi è chiaro che c'è una problematica, ce ne siamo resi conto, gli elenchi tipo quelli sui disabili erano quelli che ci sono arrivati come a ogni regione da parte dell'INPS, stiamo incrociando tutti i dati e cercando appunto di dare le risposte e quindi poi di permettere a tutti di fissare la vaccinazione. Anche per quanto riguarda i soggetti più fragili, quindi altre categorie, ci sono casi di persone che non rientrano nei famosi 200.000 persone che il SERD ha individuato, quindi il Servizio Epidemiologico Regionale con codice esenzione. Anche in questo caso stiamo cercando di incrociare i dati, anche grazie tramite i medici di medicina generale che conoscono i loro assistiti, di poter appunto avere delle segnalazioni e poi di permettere a tutte le persone di essere vaccinate. Quindi, Assessore, il consiglio che date a queste persone è quello di non prenotare più, di chiamare il medico di base, di attendere qualche giorno? Che consiglio date? No, ma loro che prenotino nel momento in cui si riescono a prenotare, nel senso se viene accettato il loro codice, ma se invece dice non rientra tra la categoria dei fragili, di chiamare il medico di medicina generale, di essere segnalato tramite il medico di medicina generale e poi noi provvediamo alla vaccinazione. Quindi la catena sarà paziente, medico di medicina generale, incrocio con l'ULS, con la regione e prenotazione. Da domani mattina abbiamo comunque una riunione su questo, quindi saremo ancora più precisi. È un problema che non abbiamo solo noi però, perché io mi sono confrontata con i miei colleghi, ce l'hanno un po' tutte le regioni, perché purtroppo nelle categorie dei cosiddetti fragili ci sono tante persone che oggi non hanno un riferimento perché sono soggetti di un'esenzione, eccetera, quindi è chiaro che in quel caso lì dobbiamo andare a ricostruirli. Io sono convinto che dovremmo inventarci qualcosa sempre con lo stile della pietra focaia. Cioè, se non funziona, se il mondo digitale non riesce a intercettare un disabile, bisogna che noi riusciamo a inventarci un sistema con le chiamate libere. Ci stiamo pensando. Quindi come quello che è stato fatto... Sì, però non voglio annunciare niente perché ci stiamo ragionando, ho un'idea, vediamo, cioè, sto attendendo delle simulazioni, perché capite non posso neanche creare un ingorgo
di persone che hanno già dei problemi personali, che si ritrovano magari a doversi sobbarcare ore di attese o problemi, perché fino ad ora ha funzionato quel sistema. Bisogna capire, farlo un po' sartoriale. Adesso ci stiamo, che quello ci risolverà il problema alla base, no? Perché questo è il vantaggio. E come ho sempre detto io, pietra focaia funziona sempre alla fine. Sì. L'altra cosa che volevo chiedere, Assessore Presidente, in tutte le USL nel momento in cui si va a fare la vaccinazione, la prima dose, viene consegnato un foglietto con la data del richiamo oppure no? Perché arrivano segnalazioni di persone che dicono sono passati 26 giorni da Pfizer e non ci hanno ancora richiamato. È possibile che ci siano stati casi particolari oppure è nella norma che tutti hanno avuto un fogliettino in mano con la data? È possibile, ma non è comprensibile. E quindi se ci danno un riferimento, me ne basterebbe uno, me ne basta uno per discutere col direttore generale. La sua US, dopo le do il riferimento. Bene, grazie. E l'ultima cosa... A meno invece... che non siano cose dei primi giorni, perché i primi giorni è stato... L'altra cosa invece, nelle elaborazioni del Ministero della struttura commissariale risultano tra i vaccinati le varie categorie, ovvero 80, sanitari eccetera. C'è una categoria altri, sì. Il Veneto è molto alto negli altri. Di cosa si tratta? Me l'hanno già chiesto, c'ho lo spelling, c'ho tutta la cosa qua, te la giro dopo. Cioè chi sarebbero? Tutte le categorie degli altri. L'hanno già chiesto, come abbiamo già chiesto ai servizi. No, ma chi sarebbero? Non chiedevo. Cioè. Ah, buon, grazie. No, pensavo ci fosse già. No, non ce l'ho pronta, ma l'avevo già l'avevamo già chiesto anche ai colleghi. Grazie. Prego. Allora, scusate, ho perso il giro. Moscati. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Senta, io mi riallaccio a quello che... Posso rispondere? L'ho trovato adesso. Sì, prego. Rientrano in questa categoria, mi scrive la sanità, molte voci, fra cui le principali sono soggetti di età 70-79, persone estremamente vulnerabili, entrambi come definite dal piano nazionale, conviventi dei soggetti estremamente vulnerabili, disabili, conviventi o caregiver dei soggetti disabili, farmacisti, detenuti. Quindi siamo stati bravi. Ce n'è una marea. Vabbè, giustamente pensandoci, quando ho detto l'accompagnatore over 65 è un altro, no? Però per me è un'opera di civiltà, cioè perché poi sono coniugi alla fine, no? Se vaccino un over 80 che viene accompagnato dal coniuge, non capisco perché non posso vaccinare. Quindi purtroppo sono finite le categorie altri. Vi ricordo sempre che ad oggi, nei 7 giorni, siamo la regione che vaccina di più in Italia, 59 vaccinazioni su 10.000 abitanti. Ecco, sì, mi scusi, continuo, riprendo quello che aveva chiesto la collega. Riguarda appunto sempre le prenotazioni. Nel portale, soprattutto lei dice faremo rispondere attraverso altri sistemi e prenotare altri sistemi. Io le ho provate tutte, io le ho provate prima del portale e dopo il portale. È un mese che cerco, a parte che ho avuto tantissime segnalazioni, che cerco di fare vaccinare questo centenario. E non ci sono riuscita, ho telefonato a tutti, sono andata anche personalmente all'ASL, all'ospedale, all'Angelo, nella sede vaccinale e non c'è stato verso. E non si riesce a capire perché, ripeto, poi tanti mi hanno segnalato che, vabbè, io sono anche una che ci sta dietro alle cose, però ci sono molti, se non c'era qualcuno che stava dietro, che non riescono a prenotare, perché questi poveri anziani, è vero che è facile, ma è facile per uno che ha un po' di attitudine, insomma, perché bisogna comunque ogni volta che tu metti il codice fiscale, se dopo riprovi fra una mezz'ora lo devi ridigitare, per cui loro sono un po', diciamo... Insomma, si trovano delle difficoltà. Con i numeri di telefono fanno sempre riferimento al portale e ti rimandano al portale anche se rispondono, per cui non c'è verso. Grazie. No. La domanda, come si può fare a prenotare?
Perché allora, io ne ho tantissimi che mi mandano i nominativi, anche i codici fiscali, ma sì, ho capito. non sono mandrache neanch'io, non ce la faccio. È chiaro. Allora, partiamo da un presupposto, che per vaccinarsi, a meno che non siano chiamate dirette, aperte, dirette, bisogna prenotarsi. Le modalità per prenotarsi sono quelle di andare in farmacia e chiedere alla farmacia che ti prenoti, di chiedere a un familiare che ti prenoti online, di telefonare al numero verde, non ne abbiamo altre soluzioni. Appunto, allora bisogna... Quell'anziano che si lamenta, Ma se deve fare un'ecografia o un attacco o qualcos'altro, cosa fa? Purtroppo è un mese che tentiamo questa strada, le abbiamo tentate tutte. Sì. Dopodiché è grave che lei mi dica, ma è grave non per lei, per quello che è andato in un centro vaccinale, ha detto a un anziano di 100 anni da vaccinare che nessuno le abbia risolto il problema. No, io sono andata anche di persona. Ma è grave perché io penso che poi ci voglia anche buon senso, un minimo di umanità per capire che se uno da 100 anni vuole vaccinarsi, che per noi è prioritario, come stabilito dalla norma nazionale, va vaccinato. Ecco, Dopodiché quell'anziano ha anche un medico di base. Ma le abbiamo già provate, se io sono arrivata dia nome a me, cosa vuole che le dica? Le abbiamo riprovate, mi dia nome, però lei capisce che le ho detto tutta una serie di vagli che... Io pensavo anche che avesse rinunciato e gli ho chiesto venerdì... Ci dia il nome. E lui ha detto no, io voglio vaccinarmi. E ha diritto ad essere vaccinato. Tutto qua. Però lei capisce che stiamo parlando, io e lei, avrà un medico di base sto anziano. Ma i medici di base purtroppo me l'hanno segnalato anche altre persone, molto spesso saranno occupati ovviamente, tutti eccetera, siamo impegnati, ma non risponde nessuno, per cui questo è il problema, che ognuno rimanda all'altro, al centro, a questo e quello. Vabbè, passo a un'altra domanda così molto più, anche questa concreta. Prego. Quindi io attendo il nome da lei. Sì, io glielo do subito. Bene. Invece per le terapie monoclonali che avevamo detto dovevano arrivare, siccome si dice appunto ci sono ancora delle persone in terapia intensiva, quello voleva evitare un po' le terapie. Allora, guardi, mi perdoni, intanto lo potete scrivere adesso, l'assessore vi dà il dato, siamo i primi in Italia per l'utilizzo di anticorpi monoclonali. Mi sembra che eravamo a 178 somministrazioni a settimana. Dopodiché io capisco che umanamente, guardate, io sarei il primo a dire queste robe, però non è che possiamo fare il piccolo chimico noi a decidere, ecco adesso che parte un altro trip, che se tutti fanno monoclonale non se ne riempie gli ospedali, perché ci sono alcuni che li possono fare, altri no. Potrei citare anche un esempio che ci tocca da vicino, speravamo di fare una persona con disabilità, con tutta una serie di problemi che non vi sto a dire ma importanti, e invece ci hanno detto guardate non possiamo farglielo. Perché? Perché c'è il tema di assunzione di altri farmaci, quindi monoclonale va bene per chi va bene, per chi è titolato, però noi siamo i primi in Italia, questo lo potete scrivere, ricordavo, diamo il nostro dato, quello del secondo per dare un'idea, noi siamo a 100, mi sembra 58, 178 somministrazioni a settimana. Sì, va. Allora, Veneto 151 su 386 monoclonali somministrati in Italia, il Veneto ne fa metà. Tanto per darvi una dimensione, scusami, senza citare le regioni, ci sono regioni grandi come le nostre, hanno fatto 1, 3, 5, 4, vi dico numeri che sono scritti qua, 9, 6, è il bollettino di AIFA. Quindi noi, ragazzi, se ce li mandano col camion rimorchio li somministriamo, però capite che questa è la fornitura che ci danno. Però non possiamo pensare che anche questa sia tipo jukebox, metti la monetina, viene fuori il monoclonale, tutti liberi, tutti sani, no? Magari fosse così. No, era che siccome lo chiedevano le persone, chiaramente... Ma è umano che porsi questa questione. Grazie. Prego. Bene, Pettenò. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Torniamo sulla questione vaccini. Lei sa bene che ci sono stati problemi in questi giorni in alcuni centri vaccinali che hanno avuto ripercussioni e polemiche. Scusa, ma quali problemi? In quali centri? Ci sono stati a Verona che sono stati rimandati via perché
situazioni contingenti anche all'arrivo dei vaccini. Ecco. E al rapporto, io volevo chiedere, rispetto al rapporto ULSS-Regione sul piano vaccinazioni, come intendete andare avanti? Lei ha detto che domani avrete un incontro, una verifica. Come pensate di affrontare appunto anche nelle prossime settimane, quando si spera che i vaccini possano aumentare come arrivi e perciò pianificare un lavoro che sarà ancora più massivo verso la popolazione? Noi continuiamo a fare in modo che la nostra macchina vaccinale resti ancora tra i primi, se non la prima in Italia per vaccinazioni. Prova ne sia che i numeri ci dicono che noi non facciamo magazzino. Dopodiché, circa l'aspetto di Verona, l'assessore ha chiesto proprio questa mattina una relazione dettagliata al direttore generale, perché anch'io quando ho visto questo dato che circa 1100 persone sono state rinviate a casa perché non c'era più Pfizer, dico che 1100 dosi, averlo saputo, Luca o la Manuela o chiunque le trovavamo. Ci sono anche i prestiti tra regione, insomma li abbiamo fatti noi, non capisco, ma c'era il commissario nazionale che potevo chiamare personalmente. Quindi anch'io evito di dire i commenti che ho fatto, ma per me è incomprensibile. È incomprensibile perché 1100 dosi comunque si dovevano trovare. In una maniera o nell'altra si trovavano. Noi l'abbiamo scoperto a cose fatte, perché qualche cittadino ce l'ha segnalato. Ci scusiamo anche se non dipende da noi con quei cittadini, avranno un trattamento, diciamo, come si può dire, preferenziale, perché comunque hanno subito un disagio, per carità non è la morte, è subito il disagio che c'è, perché dopo bisogna guardare anche in faccia la realtà, può sempre esserci un problema, però è pur vero che 1100 dosi non siamo il 27 dicembre, quando abbiamo iniziato a vaccinare, cioè, insomma giriamo 150.000 dosi a settimana. In ogni caso, rispetto appunto al rapporto nel piano vaccinale con le USL, saranno sempre le USL a farsi carico del piano vaccinale con un coordinamento regionale anche nelle prospettive future, sì. Rispetto alla piattaforma e al numero verde, eccetera, eccetera? Assolutamente sì, perché il piano vaccinale ha delle linee guida generali, regionali, e poi diventa un ambito sartoriale nel territorio, perché c'è chi ad esempio ha già ultimato delle categorie vaccinali e amplierà ad altre, per cui è ovvio che è fondamentale che la ULSS gestisca le sue categorie vaccinali con la gestione del portale. Torno ad una questione che e anche di rapporti con i medici di base e con le farmacie. Torno a una domanda che aveva già fatto il collega Tosato. Incontro con il governo, siamo in zona arancione, si parla appunto di rivedere le fasce, lei l'ha detto. Cosa vuol dire, come la vede come prospettiva perciò del futuro l'organizzazione delle possibili o meno riaperture tra le polemiche che vi sono ancora anche tra le forze politiche? Intanto bisogna avere l'obiettività di vedere la situazione sanitaria e del contagio dell'infezione, quindi i dati sono dati e non si possono negare. Dall'altro penso che il modello di valutazione dei territori fatto dall'Istituto Superiore della Sanità del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale debba essere tagliandato e rivisto, perché oggi ci sono degli elementi nuovi, tra i quali non irrilevante l'elemento delle vaccinazioni. Grazie. Prego. Giacomuzzo. Buongiorno. Buongiorno. In tema di varianti, adesso si sente parlare di quella giapponese. Lei ha qualche contatto o ha avuto qualche novità su questa variante? Ma questi sono tutti. Aveva dei contatti anche in Giappone, ogni tanto se ne parlava. Sì, però mi ha dato un'idea, dopo lo chiamerò. Al di là che si chiami variante giapponese, che magari non sia neanche più presente in Giappone, che sia in giro per il mondo, questo non sappiamo dire. Ecco, ricordiamo ai cittadini che queste sono, noi le chiamiamo varianti, comunemente geneticamente potremmo definire mutazioni, o meglio ancora qualcuno definisce fenotipi, no? Cioè nuovi fenotipi. C'è ovvio che il virus si replica e aggiusta sempre il tiro, no? In queste replicazioni non è che è sempre, per dire, il virus che avevamo a marzo 2020 non esiste più, cioè quella mutazione
quell'espressione del virus non c'è più. È sempre lui, ma non è più biondo, magari è diventato moro, e alle lentiggini o prima non ce le aveva, cioè, capite, se fosse un individuo è così, cioè, cambia sempre il suo aspetto e il suo codice genetico per certi aspetti, no? Ha dei geni nei quali ci sono delle mutazioni. Varianti ce ne sono tante. Oggi noi sappiamo che ubiquitaria in Veneto e in Italia c'è quella inglese che passa l'86% dei casi di positività. Abbiamo segnali di quella brasiliana, l'1,4-2%, e per ora sì, abbiamo sequenziato altre varianti, che magari alcune non hanno neanche nomi, perché magari sono delle sequenziazioni che troviamo. Ad oggi non c'è un warning per la giapponese in questo momento da noi. Guardate, la verità è che ad oggi i vaccini funzionano. Invece sulla diagnostica c'è sempre più specializzazione rispetto a avere sempre più ampio spettro rispetto alle varianti, ma il tema delle varianti è un tema che è nato nel mondo della diagnostica di recente oltretutto. Però attualmente c'è il tampone molecolare leggo che rileva insomma la presenza del virus. Paolo Guidone. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Allora, in questi giorni molti virologi, soprattutto quelli che vanno in televisione nei canali nazionali, si sono detti assolutamente contrari alla riapertura delle scuole, in assoluto, proprio in modo molto netto. Ecco, volevo sapere qual è la sua opinione su questo e come si concilia questa opinione dei virologi con la richiesta invece molto forte che viene dagli studenti, dai genitori e anche dagli insegnanti di archiviare quanto prima la didattica a distanza. Guardate, tanto le scuole sono aperte in virtù di una legge, perché il decreto legge è una legge in Italia fino a prova contraria, quindi non c'è discrezionalità, primo. Secondo aspetto, è innegabile, e lo dice uno che ha aperto, forse tra i pochissimi a livello nazionale, le scuole con un mese di ritardo. Noi abbiamo aperto a febbraio. È innegabile che la didattica a distanza e la scuola non in presenza e tutto quello che è accaduto, pensate soprattutto alle superiori che sono sfiancate da un anno ormai di questo saliscendi, abbiano lasciato qualche segno. Non parlo poi del mondo della disabilità, dove i progressi sono stati tutti divorati dal fatto di non poter più avere la scuola in presenza, ad esempio. Molti genitori ci segnalano questo. Dico anche una roba delicata, però, che sono aumentati anche i fenomeni di autolesionismo. Questo è un altro aspetto fondamentale. Allora io penso che noi abbiamo il dovere di porci la questione. Lo dice uno che ha sempre sostenuto che tutta la letteratura scientifica sostiene che l'assembramento scolastico, cioè mettere 20 ragazzi in un'aula chiusa per 5 ore, non sia come stare nel prato da soli a fare il picnic. Ma perché stiamo parlando di un virus? Dopodiché gli scienziati devono mettersi d'accordo con gli scienziati, perché io ricordo che a fine dicembre ci hanno detto dovete aprire le scuole perché è l'ultimo dei problemi che avete. Adesso, fortunatamente internet lascia traccia, quindi si mettano d'accordo tra di loro. Ecco, un'altra cosa, sempre a proposito di scuola, insomma ci sono dei dati che dicono che a causa della DAD c'è stato un forte abbandono scolastico. Il Veneto ha intenzione di affrontare questo tema dell'abbandono scolastico e se sì, come? Non ne so nulla. Noi siamo sempre a disposizione perché la scuola per noi è il faro sociale della società, cioè il nostro investimento migliore, no? Tutti parlano è banda larga, e strade, e ambiente. Se non c'hai i ragazzi sui quali investi, cioè è inutile che parli di altre robe. Però il tema abbandono scolastico, io non ho visto dati freschi del Veneto che dicano questo, quindi devo vedere i dati. Ok, grazie. Prego. Tu sostituisci la cava? Sì. Bene. Benvenuto. Pittarello e Bonet. Buongiorno. Buongiorno. Mi collego a due casi detti in precedenza. In questo caso appunto del vaccino c'è il caso di un ottantenne che ha fatto la prima dose di vaccino, non ha avuto subito un'indicazione di dove andare, è arrivata per farla poi appunto al 31 marzo, ma al 31 marzo si è presentato, lui aveva fatto Pfizer da prima
e nel posto appunto di vaccinazione c'era solo AstraZeneca, quindi è rinviato e diciamo attende sostanzialmente, atteso nei 5 giorni successivi, non so appunto se oggi sia arrivata questa diciamo nuova convocazione. Da questo punto di vista, diciamo, c'è una data massima, un periodo massimo previsto per casi di questo tipo? No. La letteratura, ecco, tranquillizziamo i cittadini, cioè i 21 giorni non è che siamo... Cioè, la letteratura, pensate che addirittura su AstraZeneca sono le ipotesi dei 120 giorni e quindi c'è tutta una letteratura su questo. Addirittura abbiamo scoperto, strada facendo, che più si dilata il periodo, parlo di AstraZeneca, più si dilata la finestra tra la prima e la seconda dose, più alta è la risposta anticorpale. Quindi tanto vero che è stato modificato anche il tempo di attesa. Per cui no, ci scusiamo, considerate che Pfizer è venuto a mancare, per cui c'è qualche disservizio è nato, perché voi capite che è difficile mettere in fila la prima dose, dargli la prenotazione in mano, digli che torni fra 21 giorni in caso Pfizer, dopodiché quel signore torna, tu ragioni sempre di avere un po' di magazzino, perché se ci sono i Pfizer che tornano, cioè non è proprio, come si può dire, qualche pasticcio ci sarà sempre fino all'ultimo vaccinato. Ecco, mettiamoci il cuore in pace. È importante che siano appunto un po' pochi come questo. È importante che vacciniamo. È importante che vacciniamo. Comunque, Presidente, c'era AIFA che aveva annunciato che si esprimeva in questi giorni portando sia Moderna che Pfizer a 42 giorni. Quindi raddoppiamo. E guardate che non è roba da poco, vuol dire che riusciamo a vaccinare più persone con la prima dose. Vi ricordate quando io proposi di fare la prima dose a tutti, anche lì apriti il cielo? Tu hai parlato di virologi, apriti il cielo. Come quando ho detto che per fare l'iniezione non ci vuole una laurea. Io non sapevo che ci fossero animi così suscettibili in giro per l'Italia. Cioè, ve lo ripeto che per fare un'iniezione non ci vuole la laurea. Per controllare chi fa l'iniezione e gli effetti sul paziente ci vuole una laurea. Ma per fare l'iniezione ci basta una formazione. Adesso fare una polemica anche su una roba così mi pare proprio un'esagerazione. E quindi vi confermo che per fare un'iniezione non ci vuole la laurea. Per fare l'anamnesi prima, la verifica del paziente e poi controllare gli effetti ci vuole una laurea e un medico, e non si discute su questo. Ma non penso di aver detto una bestialità che per fare una puntura, la chiamo puntura così ci capiamo, ci vuole una laurea, se no dobbiamo togliere le siringhe dalle mani di un sacco di gente in giro, perché non sono tutti laureati quelli che fanno le punture, anzi la stragrande maggioranza. Madonna. L'altra cosa invece è legata al piano trasporti di cui ha già accennato prima. Ho visto che si è scomodato, cioè il mondo intero si è scomodato. Fa una siringa. La mia portinaia era bravissima. No. Prego? In che senso? Ma no, cioè. Io ho semplicemente fatto una considerazione, che se vogliamo fare tante iniezioni velocemente dobbiamo avere più operatori che vaccinano, ma è quello che stanno facendo in tutti i paesi. Cioè qua noi stiamo pettinando le bambole, no? E gli israeliani fanno i vaccini all'Ikea e li fanno nei pub offrendo anche la bibita a chi ai giovani che si fanno il vaccino. Non dico, cioè, che sarà un punto di equilibrio in mezzo, no? Se l'assessore Lanzalei magari desse il buon esempio praticando una iniezione con tutti i crismi. No, sapete, io vi dico la verità proprio perché siamo tra 4 amici, nessuno ci ascolta. Io avevo anche pensato di presentarmi al centro vaccinale a fare le iniezioni, però poi ho pensato, c'ho una laurea, smentisco me stesso o no? Ma comunque se mi arruolassero a fare iniezioni andrei, cioè, mi piace anche, per cui... No, ma penso che potremmo fare una giornata di volontariato con le iniezioni. No, questa non va. No, ma sì, ma anche per dare un segnale, insomma, guardate, io non volevo, a parte le battute, non volevo urtare la suscettibilità di nessuno, però confermo, insomma, ho detto quello che penso e che è quello che pensiamo tutti, ma non volevo assolutamente, come si può dire, mettere in discussione il fatto che la professione del medico è cruciale nella nostra società, ma non per fare la puntura, questo è poco ma sicuro. Qualcuno mi ha telefonato e ha detto hai messo in crisi un settore intero, porca miseria, con le punture.
Pitarella è concluso? Sì, velocissimo sul piano trasporti. Sì. Quello che avevo indicato prima, c'era una cifra perlomeno anche spannometrica su quel 50% di mezzi in più. Sì, ve l'avevamo data, ma io sì, c'era. Andate a vedere quello che abbiamo detto a febbraio quando abbiamo aperto, lo stesso modello. Recuperiamo, grazie. Casomai facciamo fare Carlo alla vicepresidente un comunicato e vi dà tutti i numeri, così avete i pezzi fatti. Grazie. Nel pomeriggio è possibile averlo, Presidente? Sì. Carlo, grazie. ti ricordi? Bonet. Buongiorno Presidente, allora 2 cose sul tema delle chiusure delle regioni. Allora ho capito che lei non concorda. Buongiorno. Ho detto buongiorno all'inizio? No? Sì, Okay. l'ho detto, ti ho risposto. Mi ero distratto, ho visto Carlo che disegnava, stavo cercando di capire che quadro sta facendo. Faremmo la mostra con i bambini insieme. No, dicevo scusate. Ho perso il filo. Ah sì, le regioni. Ho capito che lei contesta il metodo, diciamo così, i 21 parametri, no? Cioè il percorso di arrivo. No, dico che va tagliandato, non lo contrasto. Ma dopodiché, invece, sul tema dei colori e dello strumento delle chiusure, lei invece che opinione ha? Cioè, prima domanda, ritiene che giallo, arancione, rosso continuino a essere il sistema migliore per identificare i territori? La seconda, le chiusure, diciamo in questo ventaglio da poche chiusure a massima chiusura, continua a essere la soluzione? Oppure, per esempio oggi sul Corriere, Fedriga, diciamo così, ha un'idea molto chiara su questo, cioè lui dice per me le chiusure sono superate, bisogna stare aperti, lui fa l'esempio dei parrucchieri con il plexiglass, però basta con le chiusure. Lei che posizione ha su questi 2 temi? Beh, io sono sempre convinto che il problema non sono i colori delle zone, no? Il problema è cosa si porta dietro il colore di una zona e come quel che si porta dietro viene attribuito. Però io penso che oggi il modello deve essere assolutamente velocemente ritirato, da un lato. Dall'altro, rispetto alle chiusure, con la gradualità e il buonsenso che ci vuole, va affrontato ovviamente tutto questo. Ovviamente sempre passando attraverso il comitato tecnico scientifico, ci mancherebbe. Però è pur vero, guardate adesso in questi giorni vedo sta apoteosi, adesso ci mancheranno i virologi che verranno a spiegarci anche sta apoteosi della Gran Bretagna. Cioè la Gran Bretagna ha 0 morti, ha fatto 130.000 morti la Gran Bretagna e ha fatto 4 mesi di lockdown, cioè chiusi a chiave in casa. Allora io dico, siccome in queste ore si sta osannando la Gran Bretagna, vi dico, ma scusate, ma vi rendete conto cosa hanno fatto in Gran Bretagna negli ultimi 4 mesi? Quindi io direi che noi abbiamo imboccato la strada per le aperture, dobbiamo mixare, come si può dire, la possibilità di aprire con la gestione del contagio. Diciamocelo fino in fondo, che noi ricostruendo le storie del contagio molto spesso arriviamo a pranzi fatti in casa, a occasioni, e uno può dire vabbè io me ne strafrego, sì, se sei asintomatico sì, ma se ti devo mettere il tubo in gola allora cambia il discorso. Cioè vorrei ricordare che noi abbiamo pazienti che lottano tra la vita e la morte, lo vedete il bollettino tutti i giorni, e non è sufficiente dire che potevano essere curati a casa, perché purtroppo non è così, che questi non riuscivano ad essere curati a casa. Va bene, poi sempre sul tema dei rapporti tra presidenti, un'ultima domanda. Mi riferiscono, io devo ammettere non l'ho letta, che però ci sarebbe il presidente della Puglia Emiliano che avrebbe detto che il Veneto fa, ti risulta Carlo, scusa, vedevo che annuivi. No, che avrebbe detto il Veneto fa troppi vaccini e così facendo azzera il magazzino, mette pressione al governo per avere ancora più vaccini, insomma se rispettassero il piano che tutte noi regioni ci siamo dati scadenzandola nel corso delle giornate. Non hai sentito questa roba? No, io ho letto solo della DAD a scelta. No, mi hanno parlato di una polemica sul rispetto del calendario vaccinale e sulle regioni che accelerano troppo chiedendo poi vaccini in più rispetto alle altre regioni. No, ma guarda, partiamo da un presupposto, che noi abbiamo una fornitura settimanale che invece di spalmare in 7 giorni e dopo avanzartene un po' anche per la settimana successiva come fa qualcuno in giro per l'Italia, li facciamo in 5 giorni. Se è una colpa anche questa, ma a me non risulta che il collega Emiliano abbia detto ste robe. Sì, era per capire se in sede di incontri tra regioni era stato
lasciamo perdere No, Emiliano. no, A questo ma punto non sarà è- stato posto un problema da parte di regioni che vanno troppo veloci, troppo piano. Non verrà mai posto problema per un semplice motivo. Ho omesso di dire una parte e mi scuso, che se li finisci non te ne danno in più. Per cui non è che vai a portare via i vaccini a qualcun altro, premesso che sarebbe anche logico che se qualcuno corre di più deve avere di più. Però quindi uno a casa sua decide se fare i vaccini, diciamo, in maniera tranquilla oppure spingere. Io credo che se noi spingiamo adesso, quando arriveranno vaccini abbiamo già una macchina potente. Se invece andiamo avanti pian piano, con calma, tanto non c'è problemi. Vi ricordate quando facciamo i compiti d'estate da bambini, da ragazzini? Io li facevo sempre, gli ultimi 10 giorni avevo sempre una montagna di compiti da fare prima dell'apertura delle scuole. Qualcuno era più furbo e se li diluiva. Io avrei concluso, salvo Banzana ancora, Tosato, altri? Una precisazione, Presidente, al di là dell'incontro che avrete con il Premier giovedì, sì, importante. venerdì però è confermato l'eventuale cambio di colore, cioè non c'è scritto da nessuna parte che restiamo arancione. Speriamo non ci sia, perché possiamo solo diventare rossi. Appunto, voglio dire, cioè, non c'è scritto? Noi questa settimana avremo un altro verdetto, sì. Potremmo restare arancioni oppure no, quindi esatto. La rivisitazione del modello da lei auspicato non è immediato. Non è immediatissima, però ho visto già del materiale. La Russo mi diceva questa mattina, la dottoressa Russo, che hanno fatto riunioni sia sto fine settimana, ne hanno una anche oggi pomeriggio, poi dipende quanto veloce vanno. Non sarà esecutivo, immagino, per venerdì, ma sentite, questa potrebbe essere, se gestita bene, se fatta bene, l'occasione per aprire in maniera sicura, in sicurezza, modificando il modello però. Del resto ricordo sempre che, che nel decreto legge c'è scritto che se si modificano i dati epidemiologici si valutano le aperture in sintesi. Quindi non è una novità solo della politica, lo ha scritto anche il Consiglio dei Ministri nella sua legge. Va bene? Tosato e chiudiamo. A proposito del recovery, che so starle a cuore, lei non crede che ci siano di fatto regioni pienamente in grado di attuare la loro parte del recovery ed altre invece alle quali sarà bene non affidare un centesimo, altrimenti finirà come già sappiamo? Einaudi diceva che ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta. Ok. Così non fa il titolo. Lei si candiderebbe ad usare la sua quota di recovery? Anche il debito pubblico. Anche il debito pubblico? Sì, purché ci diano l'autonomia. Sa che ho come l'impressione che dopo le grandi speranze dal governo Draghi il Veneto non riesca a cavare un ragno dal buco. Sa perché glielo dico? Perché? Al di là della battuta, sì. Mi sembrava che ci fosse un'interlocuzione avviata con il governo precedente sull'impiego effettivo dei vaccini non utilizzati, cioè si era detto chi ne sta usando di più, diamogliene di più, non lasciamoli in magazzino. Però magazzino, hai ragione, ma il magazzino non ce n'è più. E il magazzino non ce n'è più? No, cioè ci può essere chi come il Veneto se li fuma man mano arrivano, no? Ma c'è qualcun altro tira un po' di meno, ma alla fine non ci sono magazzini. Cioè dai dati che ho visto magari ci può essere una regione come è accaduto a noi, cioè sai la settimana che c'è un guaio, non riesci a far girare la macchina complessa, 1300 persone schierate per vaccinare in Veneto. E comunque guardate, noi coi cittadini chiediamo solo comprensione, perché è una macchina vaccinale, guardate, cioè mi ricordo, cito Amos Luzzato, un grande veneto, e lui era chirurgo e mi raccontò un giorno che lui non si occupava di far nascere i bambini, dice però ai miei anni è successo che in reparto mi è arrivato un parto complicato, non c'era nessuno e gli ho detto cosa hai fatto? E
E Amos mi ha detto, ho fatto nascere il bambino con cesareo. Ho detto, ma tu facevi cesareo? No, però ero un chirurgo. Cioè il senso è questo, cioè noi poi alla fine cerchiamo, cosa voglio dire, noi non siamo stati formati per fare la più grande campagna vaccinale del mondo, non siamo stati formati per occuparci di una disgrazia che si chiama virus, Covid, coronavirus, però siamo qui a governare. E lui ha detto, però io ero un chirurgo, cerchiamo di fare il nostro meglio, quel bimbo è nato e anche per noi sarà una rinascita. Arrivederci, grazie. Arrivederci a tutti.